Sei Paolo De Lorenzo, Rifugio Padova, Domegge di Cadore. Io parlo tanto bene il dialetto perché sei nato a San Candi, vivo a Ciandidi e lavoro da tanti anni, ho fatto scuola alberghiera a Domegge e lavoro da tanti anni in Cadore, sicché mi era fuori algo di sicuramente di non perfetto. Comunque mi scuso da subito e volevo presentare il mio rifugio che è al confine col Friuli. Sono a Domegge di Cadore, al confine col Friuli, praticamente tutte le montagne che ho sopra a noi e fa confine col Friuli. Da una banda è Forni de Sora e dall'altra banda invece è Cimolais, la Val Cimogliana. Io ho fatto la scuola alberghiera a Domegge e dopo continuo a fare tutte le stagioni al mare, a Jesolo, a Lignano, d'inverno invece facevo Val Gardena, Val di Fiemme, Val di Fassa e servo a Cortina ultimamente, cioè 14 anni fa, in un rifugio Scoiattoli, e gli mi cambiò proprio la vita perché visto che spodè avere una famiglia, spodè l'urabe non, riuscì a mantenere una famiglia in un posto bellissimo e adesso sinceramente non credo da riuscire in un paese e gestire un ristorante o un albergo in paese, perché qua la vita è proprio diversa, è diversa per molti robi, nel senso che la dente è diversa, il posto è diverso e la difficoltà è diversa anche sotto certi aspetti, però secondo me è tante soddisfazioni che ripaga di tutto questo. La scelta è venuta casualmente perché in fra che fa soccorso alpino, nota a tutto fai un soccorso qui sulla Forcella Segnata, che è uno dei posti più bei che ho a Rifugio Padova, e scendendo parlò col gestore che li mulà, e parlando per mio fra mi ha detto appunto guarda che il Padova cerca un gestore, allora io ho detto bah, proviamo e sì è tutto, insomma si cala 14 anni. Sono sempre più contenti perché li robi e da voi a di meglio, nel senso che avevamo tanti più amici, tante più conoscenze, sicché la denti io ho accettati, si sono dati da fei anche per pubblicizzarlo, avevo una grossa mano da parte del comune, da parte dal CAI che è proprietario, il comune è proprietario dello stabile e il CAI dato in gestione al CAI che me l'ha dato in gestione a me. Tutti insieme sono arrivati dopo diversi anni a avere secondo me un bel rifugio in un bel posto che sicuramente è da valorizzare in Camò, però non fidarsi tanto di quel contorno, nel senso che noi sono in mezzo alla Val, che è la Val Talagona, che deriva, è una derivazione della Val Piave, e sono a 1300 metri e sono ai confini appunto con il Friuli e sono davanti il Pra di Toro, che era un Pra che nota pascolà il bestiame, adesso purtroppo non ne è più bestiame e nei
da 10 anni quasi riusciamo a portare finché bestie per cinì netto il pra. Abbiamo questo bel praga davanti, proprio sotto la catena dei Spalti di Toro. Da una banda i Spalti del Toro, da una banda il Cridola, il Monfalcone di Forni e gli Spalti che conclude la catena Sorannei. Tutte le forcelle più o manco a 2000 metri, le cime, la più alta che è la cima del Cridola a 2000 scie, invece quasi tutte le altre 2003-2004. Da qua è tre itinerari che mi vengono in mente adesso bellissimi. Uno è di Vedorcia bellissimo, molto piano, con l'Ermente, con Amalga, con questo rifugio bellissimo, 1800 metri, proprio bello. Un altro bel itinerario, in tempi difficile, è la Forcella Segnata. La Forcella Segnata si leva proprio sopra Cibolai, sopra Erto. Si arriva al campanile Val Montanaia, che è famoso per le varie scalate, insomma, ecco. Campanile Val Montanaia, sto campanile in medo a sta val bellissima, no? Che è bella in Friuli, e per tornare a rifugio, praticamente dentro per la Forcella Segnata, si ritorna per la Forcella Montanaia in giro di 6 ore alpinistico, però che dà molta soddisfazione, bellissime vedute, sto campanile che è particolare, e tutte varie guglie dei Spalti. Un altro bel itinerario può essere il rifugio Giaf, per la Scodavacca, questo molto più facile, vas in Scodavacca e dopo a rifugio Giaf, sono 3 ore di cammino, anche lì si arriva a Sora Forni de Sora, e ho anche questa comunicazione qua. Dall'altra parte della valle c'è il Montanel, che è partito dal rifugio Cercenà e di su, molto bello, che comunica col rifugio Padova, tramite la forcella impegnativa, che è la forcella del Crodon, molto impegnativa, però scenario stupendo. Da pochi anni, da 2 anni, è stato aperto il rifugio ai Romiti nella valle. Il rifugio Padova è fortunato perché ha 100 anni di storia, sicché ha alle spalle una bella storia alpinistica, una bella storia. È nato come rifugio proprio, non come malga o coro, è nato da un pensiero di Antonio Berti, che vuole questo rifugio per gli alpinisti, perché era molto difficile da Domegge raggiungere la Val Montanaia o raggiungi la Val de Toro senza un rifugio. Adesso le robe cambiate, ho una strada da 7 km, da Domegge arriva una strada di 7 km, e cambiò anche già l'offerta del rifugio, nel senso che Nines Doma il Dormì, che fa parte del rifugio, adesso spe anche su con la famiglia dal Megna o coro per fare una mangiata e sta con la tua famiglia in un posto senza rumori di macchine, senza cose, un posto naturale. Io ho fatto scuola alberghiera e per questo sei proprio alla ricerca dei piatti più tipici nostri che abbiamo in calore in Comelgo. E da questa è nata la mia offerta dal mangiare, che fa un casanzè, fa un gnocchi, fa il cavariol, fa il pastin de cervo, logicamente polenta, funghi, e tutto però curato nel più sano modo possibile di fare i robi. Praticamente posso dire a chilometri zero, perché cerco da togliere tutta la roba qua. Ecco, al di là di questo, io direi che invito tutti a accettare, a avere questo posto, perché oltre a essere facili da vedere, è proprio, vale proprio la pena, sia per la bellezza del posto, per la bellezza del rifugio, e spero anche per mangiare, insomma, ecco, visto che mi si impegno per questo.
che spedi, ne sono un cent'anni di storia, sono proiettati al futuro al massimo, nel senso che penso forse sarà il primo rifugio che sono riusciti a mettere in collegamento in tridimensionale 12 sentieri, praticamente tu trovi il rifugio con uno schermo touchscreen, ti vede l'itinerario che va a fare il dì dopo o lo stesso dì in 3D. Per esempio scaricabile tramite GPS, scaricabile sul proprio GPS in modo da essere o con la nebbia o col neve di don in difficoltà o col scuro, tas al GPS e tas sempre a gnoctes. Questo è una proiezione per il futuro. Invito tutti a vedere al posto e ringrazio anche la trasmissione che dà modo di conoscere da più questo luogo che vale la pena conoscere. Insieme alla mia famiglia e ai miei collaboratori saluto tutti e invito tutti a accettare il rifugio Padova, Domenico di Cadore.